Io sono Filippo, faccio parte del presidio Nodal Molin di Vicenza. Sono qua appunto perché siamo stati invitati a partecipare a queste trasmissioni. Il titolo Oltre i recinti, appunto, credo che sia un auspicio per tutti noi di andare oltre ai limiti che abbiamo dentro, ma anche i limiti che spesso e volentieri ci troviamo ad affrontare quando ci muoviamo, perché tra una barriera architettonica o un vincolo non possiamo muoverci come vorremmo. Siamo noi stessi dei mezzi di informazione in qualsiasi cosa che facciamo, quindi credo che sia importante l'obiettività la spontaneità che riusciamo a mettere in quello che stiamo facendo. Nel caso mio particolare mi piacerebbe parlare di Vicenza come territorio militarizzato, ma anche di Vicenza territorio alluvionato, perché appunto è appena passato un mese dall'alluvione un- che ha creato centinaia di milioni di danni, che ha creato disagi e che ha fatto crollare forse anche molta parte del modello economico veneto e sociale, perché si è dimostrata una fragilità di un territorio che non ha previsto cose assolutamente normali come una pioggia torrenziale di 2 giorni, come l'aumento i cambiamenti climatici, e si è trovata l'acqua fin dentro casa praticamente. Sandro di Legambiente Padova. Quello di cui mi interesserebbe parlare a proposito dell'informazione è la mancanza di un giornalismo critico, o almeno una leggerezza, ecco, spesso che io vedo nel giornalismo. Dico la verità, come Legambiente non abbiamo grosse difficoltà ad accedere ai canali informativi dei media locali. Quello che però mi sembra di rilevare appunto è una leggerezza e mi spiego con un esempio. Quando ci sono stati degli allagamenti a Padova, non parlo dell'ultima alluvione, ma degli allagamenti in seguito a forti piogge di breve durata, ma che hanno mandato sotto intere taverne, cantine, auto e quant'altro. Ecco, in quei giorni i giornali erano pieni delle nostre dichiarazioni contro la cementificazione del territorio, nostre, ma anche dei vigili del fuoco, dei cittadini, e tutti che mettevano sotto accusa la cementificazione di alcune aree a rischio idrogeologico. Quando 20 giorni dopo il Consiglio Comunale ha deciso di proseguire nella cementificazione, o comunque non interrompere la cementificazione di quei territori, ecco che i giornali scrivono, riportano quanto riferito dai politici, ovvero che proprio con la cementificazione si riuscirà a risolvere i problemi di quelle aree. Allora mi chiedo come fa, perché non c'è un giornalista che prende una posizione o indaga su quali sono dove sta la verità o comunque dà un'opinione. Ecco, non si può riportare semplicemente la voce di tutti, secondo me, da parte dei giornalisti, ma bisogna anche spesso indagare o quantomeno prendere un'opinione. Saluto tutti, sono Maria Frustacci di Alternativa, il movimento recentemente fondato da Giulietto Chiesa. Volevo porre l'accento sull'importanza strategica che ha l'informazione e la comunicazione, proprio perché sono capaci di creare cultura, delle credenze, dei veri e propri mondi nei quali vivere con dei valori e quindi dei conseguenti codici di comportamento. E infatti è per questo che i poteri di tutti i tempi hanno sempre cercato di dominare l'informazione e di manipolarla a loro favore. Si comprende quindi come sia importante impadronirsi dell'informazione di spazi in cui sia possibile fare un'informazione democratica, anche perché non è possibile, non c'è nessuna democrazia vera se non c'è democrazia nell'informazione. Basta pensare a quello a cui abbiamo assistito negli ultimi decenni, man mano che i media diventavano degli strumenti sempre più potenti, sono praticamente diventati sono stati usati come delle vere e proprie armi di manipolazione delle coscienze.
Per esempio, abbiamo assistito a quella che viene definita come una vera e propria trasformazione antropologica della persona in consumatore compulsivo, cioè in un cittadino perfetto che si comporta in maniera perfetta riguardo a quelli che sono gli obiettivi e le esigenze di un sistema che è basato sulla produzione di merci e su una crescita infinita, con le conseguenze alle quali stiamo cominciando ad assistere. Quindi è importantissimo appunto iniziare una lotta, si tratta di una lotta vera e propria molto dura per contrastare il potere dell'informazione diciamo affidata al potere e conquistare degli spazi di informazione e di comunicazione democratica. Massimo Rossi, Multimedia Records, produzioni e divulgazioni televisive, che lavora principalmente per i movimenti e per una informazione diversa da quella che viene veicolata attraverso i normali canali. Io ultimamente sento ritornare nella mia testa una frase di qualcuno, non so più citare di chi sia, che dice non si può pensare di risolvere le crisi con la stessa logica, con lo stesso meccanismo, con le stesse rappresentanze politiche che l'hanno determinata. Se le crisi ci sono e va capito di quali tipo, di quale profondità, di quale negatività siano, se ci sono e come, e lo sappiamo bene sempre di più per via delle disoccupazioni, degli allagamenti, delle cadute di vivibilità degli ecosistemi, bisogna capire quali sono i meccanismi da cambiare. Ma se gli organi di informazione sono in mano di quelli che hanno determinato questi scassi, possiamo pensare che gli organi di informazione siano diversi e aiutino questo processo di cambiamento sostanziale, radicale, profondo. Ci sono moltissimi punti di svolta che si concentrano tutti nei prossimi giorni e mesi, ormai non è più una questione di anni, e perché vediamo il territorio quanto soffre, perché vediamo la disoccupazione, perché vediamo gli inquinamenti come dilagano. È mai pensabile che i giornali, ad esempio, debbano essere in mano dei costruttori edili? È mai pensabile che il Veneto possa essere ancora cementificato, asfaltato e bruciato invece che mantenuto nelle vitalità dei suoi ecosistemi? Che le sue ville vadano in completo disfacimento per costruire dei non luoghi urbanistici che sono uguali dappertutto in tutto il mondo? Io credo che su questi temi ci sia moltissimo da discutere, perché ecco, vorremmo essere interpreti, credo un po' tutti, non del nostro personale pensiero, ma del pensiero dei movimenti e dei cittadini del Veneto. Sono ediorato dei comitati viabilità sostenibile della provincia di Treviso. La superstrada pedemontana veneta si snoderebbe tra due province, quella di Vicenza e quella di Treviso. Ovviamente ci sono molti comitati che riguardano entrambe le province. Diciamo che questi comitati sono sorti spontaneamente, nonostante che l'opinione pubblica prevalente fosse, secondo noi, manipolata da chi desiderava l'autostrada. Noi la chiamiamo autostrada perché ha le caratteristiche, questa superstrada, di un'autostrada. È stata propagandata come necessaria, che bisognasse fare perché da 20 anni il Veneto non poteva andare avanti, non poteva svilupparsi se non c'era questa autostrada. Noi invece un po' alla volta ci siamo resi conto un po' alla volta che in realtà questo era un falso problema di questa autostrada, perché non era un problema che riguardasse i cittadini medio normali, ma
ma riguardava l'interesse di pochi, diciamo una specie di cricca affaristica, linea politica, che desiderava fare un'autostrada con prode financing, cioè un'autostrada privata, con l'avallo della regione pubblica. In realtà è tutto il nostro un traffico locale, sostanzialmente un traffico locale, per cui non serve un'autostrada. Siccome non serve, e c'è il rischio che chi fa questa autostrada si trovi con poco pedaggio, con pochi soldi che entrano, hanno fatto una convenzione. Noi abbiamo la bozza della convenzione in cui si dimostra che la regione deve pagare ogni 6 mesi il mancato guadagno del concessionario qualora ci fosse poco traffico, poche auto che la percorrono. Ovviamente i fautori dell'autostrada, cioè l'economia e la politica di questa regione, non dicono queste cose, vogliono fare scavalcando la gente, passando sopra la testa, vorrei dire letteralmente, sopra la testa della gente, se non scavando addirittura una fossa sotto la gente, quando sempre parliamo di trincee in senso figurato. Sono Michele Boato dell'Eco Istituto del Veneto. Da 15 anni ormai lavoriamo con i comitati, con le associazioni, perché la battaglia per un Veneto più vivibile, per la difesa del paesaggio, per meno rifiuti, per una città che sia a misura di persone, di ciclisti e non di automobili, abbia anche uno spessore più forte di ricerca, di proposta alternativa, perché non ci dicano che siamo solo i comitati del no, insomma, e lo siamo invece del no secco contro un'alta velocità che per esempio vuole scassare la gronda lagunare, arrivare in mezzo alle spiagge addirittura per favorire gli interessi di speculazione. Questa cosa non viene detta dalla carta stampata, non viene detta chiaramente. Per fortuna ultimamente si sono mossi anche i sindaci. Adesso le associazioni cominciano a fare proposte più chiare, ma c'è bisogno di una forza veramente di coordinamento, altrimenti invece di avere come siamo la rappresentanza della maggioranza della popolazione, rischiamo di essere messi sempre nell'angolo, come se fossimo 4 moicani che dicono le cose più strampalate. Invece il sentire comune della gente è dalla nostra parte, è per un ambiente migliore, per un ambiente vivibile, contro le grandi opere inutili come quella del Mose, eccetera. Basta parlare con i veneziani per capire, ma l'informazione, se leggiamo anche e soprattutto i giornali, ma anche la televisione, ci accorgiamo che queste cose non le dice. Casomai spiega che ci sono gli ambientalisti che sono stranamente, incredibilmente contro il Mose, ma non spiega come invece ci sono modi molto più efficaci per risolvere il problema, per esempio, delle acque alte, spendendo molto meno e soprattutto avendo un rispetto maggiore dell'ambiente. Ecco, questa dell'informazione è fondamentale. Il fatto che 3 radio in questo momento, Radio Cooperativa, Radio Gamma 5 e Radio Base Popolare Network, si mettano assieme per sostenere battaglie comuni è una vera rivoluzione gentile, è un vero cambiamento culturale e la gente del Veneto ne ha bisogno oltre che averne diritto. C'è la disinformazione imperante, pensiamo soltanto al fatto che gli inceneritori li chiamano termovalorizzatori, non valorizzano assolutamente niente, lo abbiamo dimostrato anche ultimamente con i numeri, e sono invece un danno alla salute. C'è bisogno di una informazione libera, pulita, democratica e anche dalla parte non solo delle persone ma anche dell'ambiente. I finanziamenti pubblici vanno di solito a finanziare gruppi che attraverso le televisioni, attraverso i giornali fanno i loro interessi, siano essi partiti o siano poteri economici. Ecco, vogliamo che anche la democrazia arrivi anche qui, anche dentro l'informazione. Non è solo una questione di Parlamento, non è solo una questione di istituzioni, ma l'informazione è il quarto potere, anche se non è scritto nella Costituzione, è chiarissimo che vale quanto o forse di più degli altri 3 poteri costituzionali.